come Lattebusche ha creato il proprio percorso sulla sostenibilità. Il percorso di Lattebusche è iniziato quel giorno che è nata la cooperativa Vallata Feltrina, 60 anni fa. Credo che Lattebusche abbia sempre fatto sostenibilità, perché credo che la cooperazione sia in sé una sostenibilità del territorio. Dopo, se entriamo sui particolari, cosa vuol dire sostenibilità in tempi moderni, è un altro discorso. Allora abbiamo fatto tantissime iniziative all'interno industriali, all'interno delle nostre aziende, con risparmi, con risparmi energetici, con produzione di energie alternative. Abbiamo dato lustro alla sicurezza sul lavoro dei nostri dipendenti, abbiamo dato lustro anche alla redditività, abbiamo cercato nel miglior cosa possibile a tutti, nella redditività dei piccoli imprenditori che lavorano intorno, come i raccoglitori latte, come gli agenti di vendita. Abbiamo dato la possibilità e la maggior possibilità di reddito possibile ai nostri produttori di latte, che sono il fine del nostro lavoro e delle nostre esigenze. Noi facciamo questo per loro, quindi i nostri soci sono il fine. Noi cerchiamo di remunerare il latte, questa è la sostenibilità più importante che dobbiamo avere, perché se non c'è sostenibilità per il reddito dell'agricoltura, l'agricoltura finisce, quindi spariscono anche le aziende come Lattebusche, sparisce tutto il territorio dove queste sono insediate. Un lavoro sul territorio è determinante e il territorio, quando tu dai al territorio, il territorio ti trasferisce qualcosa di importante. C'è sempre un grande ritorno dal territorio quando tu lavori per loro. Grazie.